Ben ritrovati, torna C al Cubo, quest'oggi ospite Silvia Favaretto, responsabile di Epaca Treviso. E intanto buona giornata Silvia, e soprattutto Epaca, il patronato di Coldiretti, ma il patronato di tutti. Buongiorno a voi intanto. Sì, Epaca è il patronato di tutti, proprio di tutti. Come vedi, in questi 70 anni Epaca ne ha fatta di strada. Adesso è diventato il patronato di tutti i cittadini. L'acronimo è rimasto quello. È mutato l'acronimo, quindi, ok. Sì, l'acronimo è rimasto quello, Epaca, nel senso che ma il resta significato Epaca, è cambiato. ma il significato è cambiato, è diventato ente, patrocinio e assistenza ai cittadini e all'agricoltura. Quindi a 360 gradi Epaca è in grado di gestire, oltre a tutta quella che è la gestione agricola dei lavoratori agricoli, anche lavoratori artigiani, commercianti, dipendenti del settore privato e pubblico, e non ci dimentichiamo soprattutto dei lavoratori che versano nelle casse professionali. Quindi ogni persona può recarsi in Epaca per anche chiedere, ad esempio, la propria situazione pensionistica. Certo, questo è uno dei tanti servizi che Epaca offre ai cittadini. Allora, i servizi che Epaca offre sono molteplici. Allora, dalla variazione proprio della posizione previdenziale, dalla lettura dell'estratto contributivo, per poi accompagnare il lavoratore alla presentazione di quelle che sono le domande di pensione, anzianità, vecchiaia, le reversibilità, quindi tutto il mondo INPS, per poi passare a tutte le prestazioni a sostegno del reddito, quindi assegni familiari, l'assegno unico, piuttosto che la NASPI, quindi la vecchia disoccupazione. Okay? C'è il grande tema delle malattie professionali anche. C'è il grandissimo tema, sì, delle malattie professionali, di cui Epaca è un po' è per Epaca il fiore all'occhiello, nel senso che siamo veramente il primo patronato a livello nazionale per quanto riguarda l'attività INAIL. Quindi diciamo che riusciamo a seguire e ad aiutare tutti i cittadini che hanno necessità di essere seguiti per quanto riguarda un infortunio sul lavoro, piuttosto appunto che la presentazione di una malattia professionale. Ecco, un cittadino vuole accedere a questi servizi, cosa deve fare? Dove deve recarsi? Dove troviamo Epaca? Dove c'è Coldiretti c'è Epaca, quindi grazie alla capillarità, esatto, degli uffici Coldiretti, all'interno degli uffici Coldiretti trovate sicuramente un operatore Epaca del patronato, professionale, presente, sicuramente disposto ad ascoltarvi e a risolvere qualsiasi vostro problema in ambito previdenziale. Favaretto, e c'è anche il tema dell'invalidità civile. Allora, Epaca anche in questo può darvi una mano. Allora, sempre all'interno degli uffici riusciamo a seguire il cittadino per quanto riguarda la domanda, la presentazione della domanda dell'invalidità civile, quindi dell'accompagnatoria piuttosto che dell'indennità di frequenza, la legge 104 che è quella che permette di prendere i permessi insomma, per assistere il disabile, piuttosto che la legge 68, quindi l'iscrizione al collocamento mirato. Come vedete Epaca è proprio presente e riesce ad assistervi in tutto. Ecco, c'è una questione molto importante in tutto questo, che la consulenza di Epaca è gratuita. Allora, i servizi di Epaca sono gratuiti perché il patronato proprio quando nasce come un servizio gratuito al cittadino. Diciamo che all'interno dei nostri servizi veramente il cittadino si può sentire seguito a 360 certo, gradi. perché poi la consulenza si avvale di tante professionalità. Assolutamente. Come patronato noi riusciamo a garantire anche l'assistenza legale, che non è da tutti i patronati, quindi abbiamo il legale convenzionato e il medico legale, appunto. Quindi per qualsiasi pratica, anche se per qualche motivo a livello amministrativo diventa negativa, ok? La speranza è sempre quella poi che con il medico legale e con il legale si riesca comunque a portare un beneficio al cittadino, e non voglio essere troppo ottimista, ma al 100% delle volte riusciamo a fare veramente la differenza. Il cittadino porta a casa il risultato. Allora, noi ringraziamo Epaca di Treviso, ringraziamo Silvia Favaretto, C al Cubo tornerà la prossima settimana, e grazie anche alla Quarta C, Camera di Commercio di Treviso e Belluno.